Intendo dire che oggi ci siamo occupati di violenza alle donne, che è sicuramente un fenomeno che a causa anche dell'immigrazione si sta accentuando, però noi dobbiamo pensare che ci sono fasce deboli della nostra comunità che, pur essendo titolari di diritti, non ne hanno accesso perché mancano gli strumenti. Secondo me con questa legge noi abbiamo permesso alle donne di avere accesso ai diritti di cui sono titolari, ma dobbiamo pensare anche ai minori, dobbiamo pensare anche a tutti coloro che per condizione economica, fisica, culturale e sociale oggi sono esclusi da dei diritti che noi diamo per scontati. Diciamo che è fondamentale, perché altrimenti, se noi burocratizzassimo tutto attraverso dei pubblici dipendenti, è evidente che saremmo ancora più lontani dai cittadini. Il volontariato è quello strumento che mette in contatto i bisogni con le istituzioni che sono in grado di dare la risposta. Sì, direi una legge operativa da subito, neonata, e quindi che sicuramente incontrerà delle difficoltà, ma siamo qui anche per correggere eventualmente dei vuoti che potessimo aver lasciato.